Ristrutturare casa e il potere di acquisto da parte delle famiglie nel Veneto e comunque anche in Italia, quale sarà? Allora, il potere di acquisto, abbiamo visto anche prima, è diminuito a causa dell'inflazione che ha causato un innalzamento dei tassi di interesse sui mutui per acquisto e per ristrutturazione proprio a causa dell'inflazione. Considerando la direttiva europea così come ce la propone l'Europa, obbliga tutti gli immobili ad avere una classe energetica non inferiore alla classe E entro il 2030, per poi passare alla classe D entro il 2033 con l'obiettivo di azzerare tutte le emissioni per il 2050. L'Italia, insieme a qualche altro paese, si è opposta a questo, non a quanto a migliorare la classe energetica, che è una condizione essenziale per il nostro futuro, per il nostro benessere ambientale e fisico, ma si è opposta quanto all'obbligatorietà nell'esecuzione. Ora, se ci sarà un obbligo da parte dell'Europa, ci dovranno essere anche degli strumenti per poter affrontare e ottemperare a questo obbligo. Penso alle famiglie con un reddito medio-basso, penso ai pensionati, penso alle coppie giovani, a tutte quelle realtà che oltre ad affrontare le spese di tutti i giorni, diciamo alle utenze, alle spese condominiali, alla rata del mutuo, eccetera, le varianti possono essere molte. Se poi ci aggiungiamo anche l'eventuale rata obbligatoria, obbligata del finanziamento che dobbiamo sostenere, non ci siamo, si ferma tutto il mercato. Quindi sono d'accordo che questa è la strada migliore per la nostra qualità di vita, bisognerà però trovare e dare delle soluzioni per attuare tutto ciò. E questo comporterà appunto, inciderà sulla scelta per alcuno di poter ristrutturare o meno la casa e sul potere di acquisto. Quindi sono delle dinamiche che potremo comprendere bene quando la direttiva europea diventerà legge e avremo delle linee guida precise su come fare. Per quanto riguarda l'operatività attuale, direi che procede come sempre, c'è voglia di soprattutto acquistare un immobile nuovo potendolo, o se no si cerca di trovare un immobile vetusto, vecchio, proprio per poterlo ristrutturare e renderlo compatibile con le nostre esigenze, ma anche proprio una classe energetica importante.